mercato del lusso, beh, diciamo che noi abbiamo una vocazione dedicata al lusso, forse per la bellezza anche dei nostri palazzi, delle nostre ovviamente proprietà, perché effettivamente se voi andate a Venezia, ma anche come in Riviera del Brenta, piuttosto che nell'entroterra della provincia veneziana, le ville sono una rappresentazione effettivamente di quello che è stato, ma di quello che invece è tuttora una richiesta importante. La fortuna nostra è che oggi abbiamo stabilmente ormai da decenni molte agenzie che sono di vocazione straniera, cioè americane. Facciamo un piccolo esempio, il nome che magari può risultare un po' più facile è Sotheby's, che sugli immobili di lusso ha una propria sede proprio in centro storico. Questo ci dà il termometro effettivamente del mercato, nel senso che ha un mercato ovviamente in crescita, è un mercato di nicchia, però che attrae effettivamente tantissimi fondi di investimento e tantissimi stranieri. Oggi diciamo che anche il mercato, per esempio, delle affittanze turistiche piuttosto degli appartamenti che vengono dati in locazione turistica è cresciuto molto, soprattutto in riferimento alla qualità. Quindi è un'offerta ricettiva non soltanto compravendita immobiliare, ma anche compravendita per affittanza turistica al fine della rendita, richiede sempre degli immobili con delle caratteristiche ovviamente intrinseche importanti, di lusso, e questo perché ormai il target si è alzato molto, cioè il costo medio notte e soprattutto si è alzato, ma anche i servizi che il cliente vuole ovviamente sono adatti al prezzo che lui paga. Quello che dovremmo essere più bravi noi, e qua facciamo un po' di mea culpa, è quello di fare più rete tra le nostre agenzie, perché spesso le nostre agenzie sono abituate a ricevere i clienti. Invece probabilmente la sfida, quella che dei prossimi anni, sarà quella di andare a sponsorizzare ovviamente non tanto Venezia come brand, perché ovviamente quello può essere un mezzo importante, ma gli immobili che ovviamente sono nel nostro pacchetto clienti all'estero. Questo ovviamente non si può fare dall'oggi al domani, premesso che ci vogliono anche delle skill, cioè nel senso delle abilità, cioè oggi un'agenzia che lavora con lo straniero, che lavora ovviamente con un cliente che viene da altre parti, che sia esso magari da asiatico piuttosto che americano, ha bisogno ovviamente di una figura professionale a un front office che possa parlare lingue, quindi un welcoming che sia insomma adatto anche al tipo di cliente che si ha davanti. Sappiamo ovviamente che sul mercato del lusso determinati accorgimenti vanno presi. Ricordiamo sempre che non vendiamo un immobile, solo l'immobile, vendiamo un'esperienza di vita. Lo straniero che ovviamente viene qui, che compra da noi, compra uno stile di vita. Quindi noi dobbiamo essere i primi testimoni di questo ovviamente, di questo sentimento, di questa percezione, di questa emozione, perché ovviamente quando poi si entra, se l'inizio è stato piacevole e ovviamente confidenziale, si entra ovviamente poi all'interno di un immobile che rappresenta effettivamente quello che è il lusso, cioè quello di cui si è parlato, lì l'incontro può essere soltanto un bellissimo matrimonio e quindi ovviamente portare soddisfazione anche nella trattativa. Poco tempo fa abbiamo fatto una bellissima riunione con NAR, quindi con una visione ovviamente di quelli che sono gli agenti immobiliari internazionali, e effettivamente c'è molto da lavorare, perché se qualcuno ovviamente dei nostri colleghi, parlo spagnoli piuttosto che americani, è già introdotto, è già predisposto ovviamente a quello che può essere il contatto con il cliente, oggi noi dobbiamo sopperire a quelle che a volte sono state le nostre mancanze o quelle che invece non ci portano a concludere bene un affare. Faccio un esempio: il fatto di avere la possibilità comunque di proporre un immobile, ma quell'immobile, diciamo, è un immobile che va certificato, va tutta la parte, diciamo, documentale va rivista, essere affiancati da un commercialista per la parte fiscale, essere affiancati da un avvocato per la parte legale. Questo permette di fronte a un cliente che fa un grosso investimento di dare un'immagine professionale della nostra ovviamente attività e della nostra professione. Ricordiamoci che tante volte qui siamo un po' più sminuiti come professione,
ma l'agente immobiliare, il realtors in giro per il mondo è un punto di riferimento al pari di un notaio. Ecco, su questo mi sento di dire che dobbiamo crescere proprio come affermazione di fronte a un cliente. E questo, ritornando a quello che dicevo prima sulla rete tra agenzie, è proprio questo, cioè cercare una collaborazione anche in maniera genuina, ovviamente trasparente, con un collega che è già abituato a fare questo tipo di lavoro, permette a tutti di crescere sempre di più, ovviamente, dando un servizio ovviamente di gran profilo e di gran rilievo che poi viene riconosciuto.